Presidente Marini, Presidente della Corte d'Appello del Veneto, lei ha parlato di uno tsunami Covid sulla giustizia veneta. Cosa significa questo? Com'è stato quest'anno? Allora, significa che i processi che hanno dovuto essere rinviati si aggiungeranno agli altri, determinando un'onda lunga, per quello io l'ho chiamata tsunami, un rallentamento generale di tutte le attività. Nel penale significherà ovviamente più prescrizioni e nel civile un rallentamento generale delle cause. Percentualmente quante sono le cause che sono state rinviate a causa dell'emergenza? Dunque, nella prima fase nel penale è stato rinviato il 96% dei procedimenti e nel civile nel 54%. E quando pensa che si recupereranno nell'arco del 2022? Anni. Perché allora noi eravamo riusciti in 3 anni e mezzo a diminuire nel civile le pendenze finali del meno circa 31%. Nel penale erano aumentate di poco, circa 2,4%, di poco nonostante l'incremento della produttività. Quindi lei può immaginare come questo tsunami ha vanificherà completamente tutti gli sforzi fatti, perché è chiaro che i fascicoli accantonati non sono fascicoli che non si guarderanno più, processi che non si celebreranno più, ma sono processi che dovranno essere celebrati. Quindi la montagna diventa sempre più alta da scalare.